Una scena drammatica, le urla strazianti di una figlia sotto shock mentre guarda il corpo senza vita di sua madre riverso sull'asfalto dopo un incidente stradale. Castelfranco Veneto, via Resana. Sono da poco passate le 10:30 quando Gina Barrichello, 73 anni, sta percorrendo la via nella frazione di Campigo verso il centro della città. È partita da casa da 200 metri quando un 89enne alla guida di una Punto azzurra sta superando sulla destra un'altra auto. Non si accorge della donna e la investe, trascinandola per decine di metri prima di fermarsi. All'arrivo dei soccorritori per la 73enne non c'è più nulla da fare, un urto violentissimo, la donna ha battuto la testa sull'1.8 dell'auto ed è morta sul colpo. Il corpo dell'anziana a causa di un disguido rimane sull'asfalto per 3 ore prima che arrivino le pompe funebri a rimuovere la salma. È una vergogna, perché non si può tenere una persona 3 ore per terra. Non so se bisogna aspettare proprio il pretore per prendere la decisione di portarla via, non so. 3 ore che è per terra morto, nessuno si fa vivo, non è possibile. Una scena straziante, i due figli dell'anziana e i familiari sono rimasti ore sul ciglio della strada prima che il corpo della loro madre venisse rimosso. L'89enne alla guida dell'auto, sentito dagli agenti della polizia locale dopo l'incidente, ha spiegato di non ricordarsi nulla di ciò che è successo. Una morte annunciata secondo i residenti, che più di una volta si erano lamentati della pericolosità dell'arteria che conduce al centro di Castelfranco, una strada maledetta.